questo posto io quasi ci sono nato, ho trascorso buona parte della mia infanzia, limitatamente a quei periodi in cui le nostre nonne e le nostre mamme venivano per il novenario. Questo posto è sempre rimasto al centro sempre stato al centro della mia attenzione anche da bambino, con motivazioni diverse. Da bambino si scendeva per giocare, per nascondersi, per sfidare noi stessi a chi era più coraggioso, non c'erano le luci che ci sono adesso e quindi si scendeva col lume di un cielo, chi era più fortunato aveva una pila. E per noi era una sfida, non era vissuto come oggi lo si può vivere quando si scende a visitare un bel posto come questo. Però già da allora non lasciava insensibili i bambini, per cui c'era quest'area di rispetto che doveva essere come dire, ottemperata. Noi bambini scendevamo con la paura ma anche con il rispetto, e forse la paura era direttamente proporzionale al rispetto che già si aveva per questo posto. Però ripeto, era un approccio molto leggero, lieve da bambini, e però ci si rendeva conto che il villaggio, la festa, tutto quello che in quei giorni ruotava attorno alla nostra presenza nel villaggio, come dire, questo era il fulcro. Ecco, tutto ruotava attorno a questo e alla chiesa superiore. Giorni che per me, ma per tutti quelli che hanno vissuto questo luogo, sono indimenticabili, tempi scanditi dalle funzioni religiose, si alzava prestissimo e guai a non farlo, le nostre nonne erano rigidissime in quello, si alzava prestissimo per la Via Crucis mattutina, cosa che oggi non viene più fatta, però allora era un obbligo per tutti, bambini compresi. Ci ficcavano un abito da chierichetto e andavamo a fare la Via Crucis, senza grandi, come dire, convinzioni, però ecco, questi erano. E i tempi erano sì dilatati, però per noi bambini erano tempi scanditi anche dal gioco e dalla vita comunitaria che si svolgeva. Quindi un posto che ho sempre vissuto. Poi è entrata una seconda fase. Già l'adolescenza, come dire, presupponeva per noi ragazzi soprattutto entrare nel mondo dei grandi. Il mondo dei grandi per noi si apriva solamente quando andavi a fare la corsa degli scalzi. E quindi lo si è vissuto in una maniera un po' diversa, cioè con un approccio un po' più profondo. La chiesa, la festa avevano già un significato diverso rispetto ai tempi dell'infanzia, ai tempi più giocose. Il periodo della festa diventava invece un periodo di preparazione vero e proprio, un periodo di timore anche, perché è sempre stato un cimento che i cabraresi vivono in maniera viscerale quasi, quindi c'era sempre, nonostante i 15, 16 anni, 14 anni, eccetera, quando le forze e le energie sono al massimo, però la corsa diventava un momento molto importante, pieno di paure, pieno di incognite anche. E niente, quindi entrava in una fase diversa, questo posto assumeva già una valenza un po' più matura un po' più di rispetto agli anni precedenti. E poi questo è proseguito per anni,
E poi l'approccio professionale che è arrivato parecchio dopo, è arrivato metà anni 90, quando già lavoravo nei beni culturali. Questo era un momento non sempre aperto, quindi come dire, lasciato anche alla buona volontà degli operatori, di qualche custode, di qualche assuntore di custodia che teneva aperto saltuariamente l'ipogeo. Però per me iniziò un periodo nuovo, lo ritenevo patrimonio di tutti e non soltanto di pochi che ne avevano le chiavi, compreso il nostro ufficio, per cui chiesi allora al sovrintendente, nel capo ufficio, di riaprire anche per un'attività didattica per le scuole, perché questo patrimonio non fosse soltanto, come dire, appannaggio di pochi privilegiati, ma soprattutto fosse anche un momento di accrescimento culturale per i ragazzi che rischiavano con le gite scolastiche di andare a Maranello e non di conoscere appunto le proprie radici, e queste sono le nostre radici. Qui da qui, parliamo del 95-96, questo monumento è stato riaperto con grandi difficoltà, perché le difficoltà ci sono sempre in qualsiasi luogo, e con grande sacrificio anche, però credo che sia una battaglia che stiamo portando avanti con il nostro ufficio, una battaglia vittoriosa, nel senso che con pochissime risorse teniamo aperto un monumento che fa anche discreti numeri di presenze rispetto ad altri luoghi con programmazione, ma questo è un altro discorso. Con questa altra fase della mia presenza qui è iniziata anche, come dire, un'ulteriore, credo, spero almeno, maturazione nell'approccio che ho avuto con questo tempio. Permettetemi di chiamarlo ancora tempio, perché non è solo un monumento, è il luogo sacro. E quindi grazie anche al nuovo modo di vederlo, di cercare di leggerlo, spogliandomi anche di tutti i dogmi, di tutte le croste che la professione, il lavoro, tutti i dogmi che ci incrostano, appunto cercando di scrostarli, tutto questo ho voluto rivedere l'ipogeo non solo come monumento, perché benché importantissimo, ma anche come luogo sacro, il rapporto che conservava questo luogo con i nostri genitori, con i nostri nonni, con chi questo luogo l'aveva sempre vissuto, ed era un modo nuovo di vivere, di concepire tra virgolette, un monumento. Voleva essere una ricerca sì interiore, ma anche una ricerca all'interno della società cabrarese che ha vissuto l'ipogeo, capire qual era e se c'era ancora un rapporto tra il tempio, tra i culti dell'acqua e il modo, come dire, è il modo attuale di viverlo. In effetti tante di quelle cose da quel momento in poi sono successe, portando poi ad interagire con altre esperienze, con altre persone, quindi capire se c'era anche un rapporto tra le conoscenze dei nostri nonni e delle nostre nonne, delle nostre mamme, e compararle con quelle che avvenivano altrove e sono avvenute altrove. Quindi un lavoro, come dire, molto di curiosità più che di ricerca vera e propria, di tanta curiosità, che però ha, come dire, ha
portato, come dire, a fare dei paragoni con altri luoghi, ed è stata una cosa molto bella. Rivedendo poi anche la lettura di questo luogo alla luce delle ricerche scientifiche grandiose, anche partendo dal Doro Levi degli anni 30, dal Ferruccio Barreca, Zucca, insomma un po' tutti quegli studiosi che hanno cercato di leggere questo luogo, mi accorsi già da subito però che c'era un approccio un po' vago, nel senso che, non un po' vago, molto scientifico, nel senso che il preistorico leggeva la fase preistorica, il classicista la fase romana, il medievalista quella post-romana, senza che queste cose si legassero insieme. Ci doveva essere un filo comune, che queste cose dovevano essere messe insieme. L'elemento essenziale per mettere insieme tutti il filo conduttore era l'acqua. Quindi capire qual era il rapporto che esisteva ancora tra i nostri genitori, i nostri nonni e l'acqua, e andare a ritroso. Oppure, partendo dalla fase iniziale, capire se oggi si poteva dire qualcosa che era presente anche allora, 3000 anni fa. Qualcuno può pensare alla follia, però alla fine tutte le difficoltà qui si sbrogliano, perché se lo leggi scrostato dai dogmi, questo diventa il monumento più importante, più didattico che si possa immaginare riguardo ai culti dell'acqua. E quindi si partiva dall'inizio. Oggi cosa pensano i nostri genitori riguardo, i nostri genitori e le nostre mamme, ripeto, chi vive in questo luogo, i cabraresi. Per i cabraresi questo è luogo sacro, intanto, luogo sacro dove l'acqua è ritenuta di natura medicamentosa. Un po' strano parlare di queste cose in un monumento, no? E quindi vediamo un po' se all'inizio, 3000 anni fa, qualcosa del genere era ancora visibile, o meglio si conosce qualcosa. In effetti i culti dell'acqua sappiamo essere culti legati alla fertilità, alla fecondità, eccetera. In Sardegna abbiamo tantissimi monumenti legati a questi culti di epoca preistorica. Facciamo riferimento a Santa Cristina, a Sant'Anastasia, Sudempieso, ne abbiamo una quantità non infinita, però un buon numero di tempi a pozzo. Tutti sappiamo bene sono legati alla vita, alla fertilità e alla fecondità, ma anche ad un altro aspetto, che è quello appunto ben conosciuto dei nostri cabraresi, dei nostri concittadini, che è quello dell'acqua medicamentosa, dell'acqua taumaturgica. Entrambi questi aspetti qui sono ben presenti, perché se vogliamo analizzare il primo filone, cioè quello della fertilità e della fecondità, è posto che la fonte più antica qui sia di epoca preistorica, di epoca nuragica, e io sono convinto che questa sia di epoca nuragica, anzi dirò di più, che vista la natura architettonica di questo posto del IV secolo, credo che la fase precedente fosse nient'altro che un tempio a pozzo, probabilmente meno monumentale di quello che possiamo immaginare oggi a Santa Cristina, però un luogo sacro deputato all'acqua. E posto che quella fonte alle mie spalle sia di epoca preistorica, all'interno abbiamo un vetilo, un simbolo maschile, e l'acqua che è quell'elemento di natura femminile. E attenzione, proviamo a traslare questa simbologia in un qualsiasi altro tempio a pozzo della Sardegna. Abbiamo uniti simbologie
legati al dualismo maschile e femminile insieme ad un'architettura che rappresenta il luogo dove ha origine la vita, il grembo materno. Se si guarda dall'alto, Santa Cristina ci riporta a questi concetti. E quindi già una prima analogia tra simbologia e tempio preistorico ce l'abbiamo riguardo al culto della fecondità, della vita, della fertilità. Riguardo poi quell'altro aspetto, quello taumaturgico, non riusciamo a cogliere elementi simili nell'epoca preistorica. Però nel IV secolo d.C., quando questo monumento viene ricostruito e questa fonte sostituirà quella precedente, ecco, questo tempio verrà dedicato a Marte e Venere, sì, divinità romane, ma ci ripropongono quel dualismo maschile e femminile che sono rappresentati qui dentro dal vetro dell'acqua. E quindi dualismo maschile e femminile rafforzato anche da un'immagine, una piccola immagine di Eros che unisce Marte e Venere, e quindi quadrettino che si ricompone con nomi diversi ma si ricompone con gli stessi concetti. Però accanto a quelle immagini qui si conserva anche quell'altro elemento che è la conoscenza appunto dei nostri concittadini, dell'acqua che guarisce, perché a fianco alle divinità un piccolo monogramma ripropone un'invocazione legata alla guarigione, Rufu, che è un termine semitico che significa guarisci. Ecco quindi che entrambi questi filoni all'interno dell'ipogeo sono ben rappresentati. È cosa molto curiosa, cosa che in pochi si sono avventurati a leggere, è che sì, questo tempio nasce come tempio pagano e poi diventerà chiesa cristiana. Abbiamo 2 altari cristiani all'interno. In origine ce n'erano 3 di altari. E quindi Marte e Venere non ci sono più, o meglio sloggiano da qui. Per le nostre nonne invece, le nostre mamme, quelle immagini che sono ben identificate perché conservano ancora i cartigli, conservano ancora le didascalie di Mars e di Venus, per mia nonna diventano Adamo ed Eva. Ecco quindi che si chiude anche quel cerchio. Tutte le culture che hanno vissuto questo luogo e che hanno usato l'acqua quale filo conduttore tra una cultura e l'altra, ecco, si chiude con quelle immagini che in cultura cristiana altro non vogliono riproporre che quel dualismo maschile e femminile che sono propri invece della cultura dell'uomo stesso, da quando siamo sulla terra. Ecco, questa è la cifra dell'ipogeo. Insieme ad altre cose, che tanti piccoli iscrizioni, disegni, tutti elementi che ci portano ad un vissuto e soprattutto ad una cosa tipica riguardo a un monumento storico archeologico. Quasi sempre vediamo un monumento archeologico quale riscoperta, quale frutto di uno scavo, frutto del lavoro dell'archeologo. L'ipogeo di San Salvatore, niente, no, l'ipogeo è sempre stato vissuto, conserva tutte le culture che hanno vissuto il luogo senza soluzione di continuità, almeno dal IV secolo sino ai nostri giorni. Per questo diventa anche molto didattico e tutti i disegni appartengono a quella sfera legata al ringraziamento, tutti elementi votivi lasciati qui dai fedeli che hanno visto l'elemento acqua come elemento che portava benessere, guarigione, forse più spirituale che fisica, ecco, comunque luogo di
ricerca di se stessi più che di ricerca di benessere fisico. Poi non è da tacere un'altra cosa che rende questo posto atipico e che ritengo sia la cifra stessa del luogo. Conosciamo le dinamiche umane. Tutte le culture, quando arrivano, la prima cosa che fanno è cancellano quello che trovano e pongono la propria cultura. Non è il caso dell'Ipogeo, dove fortunatamente nell'arco di 1 metro possiamo leggere il summa dell'ecumenismo. Vedere un altare cristiano di fronte a un simbolo fallico e a fianco ai versetti del Corano credo non sia cosa di tutti i giorni, è cosa che si possa vedere in altri luoghi, soprattutto in questi momenti tragici anche dell'umanità. Quindi è un luogo dove riflettere, dove far partire, ove si siano mai fermati, quei sentimenti che spesso sono portati fuori strada da media e da chi cerca di orientare le nostre coscienze. Ecco. Io penso che l'acqua sia il tramite, il filo conduttore tra tutte le culture. Al di là delle credenze, se poi pensiamo che, almeno qua dentro, chi ha lasciato i versetti del Corano scritti sul muro ha utilizzato lo stesso elemento che le nostre mamme utilizzavano per la guarigione e i nostri antenati nuragici per quell'anelito di vita, di fertilità umana, dei campi, del mondo, del cosmo, insomma. Quindi sono letture diverse, ma con un elemento che è talmente lineare, quello dell'acqua, che è attraversato i millenni, e credo che nel futuro forse riscopriremo ancora il valore, forse oggi l'abbiamo perso in quest'ultimo secolo, credo nel Novecento si sia perso molto di questa cultura vera e propria dell'acqua. Io penso che soltanto riflettendo in questi luoghi, non soltanto nell'Ipogeo, ma in questi luoghi, ci riporti ad una visione del mondo che non può essere slegata dall'acqua, assolutamente. Con il grande Emilio, abbiamo avuto modo di interagire, io ho avuto davvero l'immensa fortuna di conoscere questa persona che ha dedicato la propria vita allo studio dell'acqua e della memoria. Parliamo pure della memoria dell'acqua. Uno studio che va al di là delle nostre conoscenze empiriche, quindi uno studio prettamente scientifico, ma che straordinariamente si legava a quelle credenze locali, credo fossero patrimonio comune, dell'acqua che guarisce. Emilio ne fa un lapsus che forse avrei voluto non fosse un lapsus, ne faceva un discorso prettamente scientifico, un grande fisico quantistico che si approcciava con questa frontiera, una vera e propria frontiera di conoscenza, e che al di là delle sue formule, al di là delle sue conoscenze scientifiche, si avvicinava in maniera incredibile a quella che era la conoscenza delle nostre nonne che vivevano questo luogo, dell'acqua che guarisce, dell'acqua che è memoria. Più di una volta
ne ho sentito parlare, più di una volta mi hanno accompagnato, più di una volta sono state fatte o meglio, mi sono state dette alcune cose che cioè ti lasciano basito, ti lasciano senza parole per la valenza simbolica che ha l'acqua in questi luoghi. Il pensare che a metà Ottocento ancora c'era qualcuno, nonostante queste case fossero tutte alimentate con dei pozzi, quindi erano alimentate, l'acqua c'era, però l'acqua che serviva per impastare il pane per la comunità era l'acqua che arrivava da questa fonte, quindi valenze simboliche di condivisione che erano grandissime, altissime, dell'acqua che porta guarigione, dell'acqua che ricorda il tuo malessere, ripeto, sempre interiore, quasi sempre interiore, cosa che già oggi, ancora oggi diventa difficile entrare in queste cose, invece per alcune nostre nonne erano il pane quotidiano. Ecco, questa è credo sia un buon elemento da lasciare aperto e soprattutto da studiare per chi si dedica a questa nuova riscoperta, dei valori dell'elemento, non soltanto dell'H2O, ma dell'acqua nel senso cosmico davvero, nel senso più grande del termine. Diciamo che al momento mi sento responsabile di questo posto, lo faccio con grande piacere, passione, ma proprio perché c'è stata quell'infanzia, quell'adolescenza di preparazione che mi hanno portato a maturare alcune convinzioni qua dentro. Per cui sì, mi sento figlio di questo posto, e custode di questo. Custode, e questo voglio rimarcarlo anche nel vero senso della parola, nel senso, cioè oggi è facile scivolare in suggestioni New Age, in suggestioni che non fanno parte del vissuto vero, ma sono costruzioni più di una volta, più spesso costruzioni un po' fantasiose. Non c'è bisogno di costruzioni fantasiose quando la realtà è molto più grande della fantasia che spesso riusciamo a costruire. Ecco. Quindi sento di essere custode, perché questi luoghi sono luoghi particolari e se non c'è una persona, un'entità, un'istituzione che vigila, potremmo trasformarlo in una Lourdes da un giorno all'altro. Questo è quello che non deve essere fatto, questo è un luogo delicato dove tutti possono conoscerlo, viverlo, curarlo con la dolcezza d'animo che questo posto si conviene, ecco, senza costruzioni, perché non c'è nessun bisogno di costruirci attorno castelli di carta che poi cascano subito. Insomma, qui ci sono 3.000 anni di storia e non è cascato perché le basi sono mattoni, non sono carta. Questa è la cosa più bella del posto. Una nonna cabralese che ha accompagnato il mio percorso e nella sua semplicità, nella sua presenza quotidiana in questo posto è stata quella persona che ha cominciato a scrostarmi dei dogmi. Io continuo a parlare dei dogmi. Ha cominciato
appena arrivato qui nel 96 a scrostarmi di quei dogmi che il quotidiano mi aveva costruito intorno. Era riuscita pian piano, con la dolcezza tipica delle nonne, a volte anche con la durezza tipica delle nonne, a farmi vedere questo posto non come monumento da custodire, ma come tempio da vivere. Ecco, questa era la sua missione. Spero di essere il continuatore di quel messaggio. Ecco, al di là della professione, al di là del lavoro quotidiano, spesso impegnativo, molto impegnativo, con le scuole, con chi vuole vedere un monumento, però mi trovo molto meglio, c'è una completezza del mio lavoro nel custodire il tempio. Ecco, questo sì, quella nonna cabrarese ha aperto non una ma 100 porte. Sì, questo è vero. Io sono convinto che la conoscenza di quella persona, di quelle nonne, non fosse una conoscenza così isolata, era una conoscenza diffusa. Certo, ha giocato moltissimo il ruolo della società, è fondamentale in questo. Ci sono periodi di chiusura culturale che portano a un disconoscimento di queste conoscenze, di queste credenze, e quindi momenti di oblio, e quindi vissute sotto traccia, che però si mantengono, qui si sono mantenute. Se queste conoscenze sono così diffuse è perché hanno fatto parte, hanno un sostrato grandissimo e millenario, quindi al di là dell'imposizione che arriva dal potere, tra virgolette, continua a intrecciarsi sottoterra quella conoscenza e quelle che arrivano da sempre, l'esperienza millenaria. Averne noi conoscenza di quel genere non lo sappiamo, non lo so. In molti dicono: cosa sai tu? Io so di non sapere, so soltanto che questo è un posto talmente delicato che porta ad una ricerca interiore. Credo che poi alla fine sia quello il motivo ultimo, di scavare dentro noi stessi e trovare quelle risposte alle domande che ci facciamo quotidianamente. Ecco, questo è un posto che ti impone di fermarti e di riflettere, e questo è già tanto. L'acqua fa il resto. Se tu perdi il controllo della società, hai perso il potere, quindi, ma questo è sempre stato così, anche nel passato più remoto, e quindi certamente nei momenti in cui faceva comodo tacciare queste conoscenze ci si impegnava in maniera decisa a che queste non venissero divulgate, anzi venissero anche punite. Ma al di là di tutto basta rivedersi alcuni testi dei lavori che sono straordinari in Sardegna di recupero e di ricerca. Adesso il primo che mi viene in mente è Nando Gossu con Luna Calante, dove riporta in tutte le parti della Sardegna quelli che noi oggi chiamiamo guaritori, che poi sono soltanto delle conoscenze passate attraverso i millenni di cure, tra virgolette, di un contatto diretto con la natura che poi ti porta alla già fosse questa l'acqua o altri elementi, il fuoco, l'aria, il vento, tutto quello che ruota attorno all'uomo, che respiriamo quotidianamente, era oggetto di venerazione, di mistero. Non concepisco la figura
sacerdote, dello sciamano, è sempre una figura di potere. Io voglio più un approccio diverso, un approccio personale con la dolcezza di questi luoghi, senza guide. Certo, una guida per accompagnarti, ma non per darti formule, ma non per darti soluzioni. La soluzione la trovi da solo. Sono luoghi da vivere in quiete, con se stessi, e basta, e basta. Non penso ad una funzione di un sacerdote, per farvi un esempio, ma il primo che mi viene in mente è il fatto che quando il sole sta allo zenit, a giugno, si riflette su questa fonte, non è una magia. Chi ha costruito questo aveva il potere di conoscenza di quello e non trasferirlo agli altri, ma fargli vedere che questa era una magia, che lui poteva fare questo in determinati momenti. Allora, io penso che se lo vivo da solo e apro la botola, capisco che quando il sole si riflette siamo con il sole allo zenit e quindi lo vivo da solo, imparo da solo, sbaglio da solo, trovo le risposte da solo e mi faccio le domande che interessa farmi da solo. Poi è il posto che mi aiuta, il luogo che aiuta. Certo che c'è un genius loci, basta chiedersi del perché questo luogo esiste senza soluzione di continuità da 3.000 anni. Questo luogo è sacro da 3.000 anni. Perché? Evidentemente ha una sua sacralità intrinseca dentro questo luogo, la senti, la percepisci, la respiri, così come può avvenire in qualsiasi altro luogo, in una basilica, in una chiesa, di fronte ad una sorgente, di fronte a un albero maestoso. Ecco, senti la sacralità del luogo, dell'elemento, il posto che ti fa vivere, insomma, che ti fa respirare a pieni polmoni.